Forse una battuta, forse una considerazione rilasciata con troppa leggerezza. Fatto sta che le dichiarazioni di Oliviero Toscani alla trasmissione La Zanzara hanno sollevato un vespaio di polemiche e le reazioni del mondo politico e culturale veneto. Sarà anche Goldoni che sta in questo gruppo, naturalmente Giorgione e tutti i nostri artisti, ma non sarebbe il caso di dargli troppo spago a questo signore, perché è in cerca evidentemente di pubblicità, di rappresentatività. Forse gli affari non gli vanno tanto bene, forse non so, non si è ancora ripreso dal fatto che i Benetton erano ubriachi quando lo hanno assunto. In questa sua ingenerosità che si estende a tutto un popolo, evidentemente cade proprio ogni sua professionalità. È ironico invece il ristoratore trevigiano Arturo Filippini. Lei come risponde ad Oliviero Toscani? Chi è? Oliviero Toscani, chi è? È un noto fotografo che ha collaborato anche con il gruppo Benetton per le campagne pubblicitarie. Ah, quello che la famiglia Benetton ha fatto diventare importante. Mi sembra che voglia sputare sul piatto dove ha mangiato fino all'altro ieri. Giancarlo Gentilini anni fa aveva denunciato il fotografo per alcune frasi pronunciate nei confronti dell'allora sindaco di Treviso. Oggi ripete l'offesa nei confronti del popolo veneto. Una gravità assoluta, perché quando si offende un popolo si diventa persone che dileggiano la civiltà altrui. Quindi ho chiesto a Zaia di denunciarlo per terrorismo politico, perché credo che se Gentilini dicesse che un popolo dell'Africa nera è composto da ladri, sarei già messo in galera con le manette. Lo scrittore Fulvio Ervas archivia la questione con poche serafiche parole. Non lo prendo mai sul serio, lui mi diverte. Si vede che ci ha frequentato troppo poco, continua Ervas, e il campione di Veneti che ha conosciuto non era sufficiente. Mi faccio una risata, così è contento. E anche i trevigiani rispediscono al mittente le affermazioni di Toscani. Un'affermazione abbastanza pesante comunque è stata fatta. Conosciamo Toscani, sì, a volte straparla, ma forse è un provocatore anche. Sono allibita, se pensasse a sé forse sarebbe meglio.